Consuntivo di Giussi Savarino di Diventerà Bellissima. Si vota il 25 settembre dalle 7 alle 23 per nazionali e regionali. Bambino di 5 anni di Montallegro investito da pullman di linea e ricoverato in gravi condizioni. Picchia la moglie incinta, arrestato 35enne. Manette per 18enne marocchino che derubava bangladesi allicata sotto minaccia di un coltello. Sagra del melone giallo a Ioppolo, estate a Santa Margherita Belice, lezioni di defibrillatori spiaggia a Realmonte, eccellenze italiane in Europa, gli appuntamenti a Favara. Calcio, l'Acragas pensa alla prossima stagione, obiettivo completare con successo la Serie D. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Ad Agrigento conferenza stampa a consuntivo delle attività nel corso della legislatura ad opera del deputato regionale di Diventerà Bellissima Giussi Savarino. Il nostro direttore Arturo Cantella. Conferenza stampa stamani della quarta commissione ambiente, presidente onorevole Giussi Savarino, che si è svolta al Palazzo dei Filippini. Nella qualità di presidente della quarta commissione territorio, ambiente e mobilità dell'ARS, dedicata al report delle attività svolte nel corso di questa legislatura. L'incontro, aperto agli operatori stampa, si configura come un'occasione per illustrare da parte dell'onorevole Savarino gli obiettivi raggiunti e approfondire i temi ambientali di valorizzazione del territorio e mobilità in Sicilia. Devo dire, ed è il motivo per cui ho voluto questa conferenza stampa, volevo ringraziare i colleghi, i miei collaboratori, il mio dirigente, perché siamo riusciti in 5 anni a essere ogni anno la commissione più operativa e più produttiva. E questo è importante perché quando sei operativo vuol dire che sei uno stacanovista e questo è un dato, ma quando sei anche la commissione più produttiva vuol dire che riesci a portare risultati. Non è un caso che la legge più importante di questa legislatura sia venuta fuori proprio dalla nostra commissione, che è la riforma del territorio, la nuova legge urbanistica, che disegna la Sicilia in maniera più moderna, col consumo di suolo a zero, con la riqualificazione dei centri urbani, insomma con una mentalità che ovviamente 40 anni fa Piersanti Mattarella, che era l'autore della legge precedente, non poteva immaginare. E ci siamo mossi con la delicatezza di chi sa di cambiare una legge che allora costò molto a Piersanti Mattarella. Dicono le cronache, fu uno dei motivi per cui poi lo misero in croce. Siamo stati la prima regione a fare leggi come la plastic free, siamo stati la prima regione a fare la legge sul recupero delle acque reflue, abbiamo per la prima volta dato alla regione una serie di pianificazioni, quindi pianificazione sulla qualità dell'aria e anche la legge per organizzare, per rendere, attenzionare la qualità dell'aria delle nostre città e soprattutto delle nostre aree industriali. E nessuno prima se n'era mai occupato, pianificazioni anche sui rifiuti, che permette oggi di poter programmare i nuovi impianti. Voi sapete che noi abbiamo trovato una regione siciliana che era discaricocentrica, immaginata solo per far arricchire poche persone, soprattutto privati, e questo equilibrio si rompe solo se tu finanzi e metti in atto nuovi impianti. Diversi sono stati aperti, vedi Enna, vedi Gela, vedi Vittoria, altri a breve, vedi Sciacca, e altri nuovi come Aravanusa, che quindi è la nostra provincia. Non è stato facile perché i progetti erano tenuti nei cassetti, erano molto vecchi, andavano aggiornati e andavano fatti in maniera moderna, quindi anaerobica. Ho il cruccio di non essere riuscita ad approvare, nonostante le 29 sedute di commissione, la legge sui rifiuti, ma quando tocchi interessi importanti, tocchi interessi che sono molto sensibili, come si evince anche dai recenti processi che si stanno celebrando a Caltanissetta, non è facile. Il voto, come sapete, è il voto trasversale, che non è solo dell'opposizione, anche perché noi con i 5 Stelle avevamo praticamente lo stesso disegno di legge, ma il voto di trasversale lo ha bocciato al primo articolo. Questo è un segnale chiaro che qualcuno all'interno dell'ARS, anche nella maggioranza nostra, non voleva questa riforma, non voleva questo cambiamento, non voleva questa semplificazione, non voleva fare pulizia.
E questo è un dato che gli elettori devono sapere, perché mentre c'è il tentativo di cambiarla questa terra, a volte ci riusciamo con grande fatica, altre volte nascosti dietro il vile voto segreto, questi importanti risultati non ce li permettono. E siccome sono i cittadini che votano i rappresentanti, quindi il giorno 25 settembre il mio appello è che si faccia attenzione a chi portiamo in Assemblea regionale siciliana e al Parlamento nazionale. Il nodo politico da sciogliere è importante sulla ricandidatura del Presidente Musumeci? Sì, noi abbiamo ormai delegato a Fratelli d'Italia, a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, di cui devo dire ho condiviso finanche ogni parola della gestione che sta avendo di questa trattativa delicata e attendiamo l'evento dei prossimi giorni. Il Presidente Musumeci ha lavorato certamente come nessun altro prima in questi anni. Capisco che ci sono dei problemi caratteriali diversi, che ci sono delle distonie, però insomma noi facciamo politica, non è che dobbiamo andare in vacanza insieme, per cui è importante fare valutazioni politiche. Le abbiamo demandate a Giorgia Meloni e a Ignazio La Russa, attendiamo i prossimi giorni. Nel frattempo lavoriamo per dare risultati al nostro territorio. Io ho utilizzato, lo dico con grande sincerità, questa presidenza della Commissione anche per dare molte risposte al mio territorio, perché uno dei mali della regione siciliana è la burocrazia che rimpalla le competenze. Rimpallando le competenze si perde tempo. Io invece sedevo attorno allo stesso tavolo tutti i soggetti che avevano anche una minima competenza sul tema e così finché non dettavamo i tempi, ognuno doveva fare cosa e in quanto tempo, non li lasciamo andare. Abbiamo ottenuto risultati importanti, penso a Porto Empedocle, via Vincenzella, penso a Santo Stefano di Quisquina, penso a Cammarata. Vi ricordate quando c'è stata l'alluvione che ci sono stati quella coppia morta travolta dal fango, oltre 6 milioni di euro? Non è stato facile, abbiamo ottenuto il finanziamento, ci abbiamo lavorato, diverse riunioni, Eracle Aminoa, il costone della 640 che mette a rischio la strada, la cattedrale, perché anche lì si era impallato tutto proprio perché c'erano competenze diverse e siamo riusciti a sbloccarle dopo diverse riunioni da me promosse nella mia commissione. Stiamo parlando di milioni e milioni di euro arrivati nella nostra provincia che sono lavori in questo momento in corso, per non parlare dei tanti che abbiamo avviato per il futuro, risposte per i nostri comuni, risposte per le nostre amministrazioni che hanno avuto anche la prontezza di cogliere i bandi che questo governo ha fatto. Voglio ricordare un dato, questo governo è già a 2 miliardi e 100 di fondi europei spesi e certificati. Quando sono certificati significa che sono già finiti i lavori. E queste sono opere nei nostri comuni, in tutta la nostra provincia e nella nostra regione siciliana. Quando un sindaco è bravo, ha un buon ufficio tecnico e dà anche un collegamento a volte con noi, lo devo dire, perché quante volte abbiamo aiutato i nostri sindaci a evitare che una burocrazia li escludesse da un bando, permettendo a loro di fare un soccorso istruttorio che magari con un'integrazione documentale gli ha permesso di rientrare nel finanziamento e di portare a casa una nuova piazza, una nuova chiesa, strade, edifici, scuole. Stiamo parlando di opere che adesso stanno migliorando le nostre città. Dietro questi risultati c'è un lavoro a volte silenzioso, certamente faticoso, e io sono stata a disposizione di questo territorio. Non c'è un sindaco di nessun colore politico che non possa dire di aver bussato alla mia porta e non aver trovato la disponibilità. Io ho fatto, negli elenchi che vi ho sottolineato, sono alcuni cenni, perché sono tantissimi le cose che abbiamo seguito concretamente. Ci sono Porto Empedocle, il sindaco era Grillina, Santo Stefano di Quisquina, il sindaco del PD, Cammarata, idem, non ha importanza. Vivona è un sindaco amico, così come Casteltermini, e lì mi è venuto più facile magari orientarli nell'attenzionare i bandi, però la mia disponibilità e il mio lavoro ho cercato di dare risposte ovunque, anche in questa città d'Agrigento. Ricordo ancora una riunione in cui il soggetto attuatore, sapete, del dissesto idrogeologico è il Presidente Musumeci, che si avvale del soggetto attuatore che è il dottore Maurizio Croce. Consigliava al Presidente di non concentrare oltre 24 milioni di euro solo su una città, perché sono tante le richieste che arrivano
da tanti comuni di 3-4 milioni di euro. Cioè diamo più risposte, accontentiamo più realtà. E io e il Presidente Musumeci abbiamo detto no, questo è un impegno che è stato preso con questa città e non possiamo non onorarlo. Ecco, e sono quei fatti concreti. L'altro ieri sono stata a Borgo Bonsignore. Io ricordo ancora, 2 anni fa, quando abbiamo annunciato il finanziamento per la riqualificazione urbana di quel borgo, che era ormai abbandonato, che sembrava un quartiere trasandato, c'era lo scetticismo delle persone che ci guardavano. Ci guardavano come dire, vabbè, la solita promessa elettorale. 2 giorni fa è stato inaugurato questi luoghi meravigliosi, sembra un set cinematografico, è veramente bellissimo. E vedevo stavolta negli occhi dei borghigiani, dei riberesi, l'orgoglio di ritrovare una loro storia, la bellezza di un territorio. Ecco, queste sono le cose di cui parlare, non le polemiche politiche, le differenze caratteriali, le difficoltà ad andare d'accordo tra di noi, perché è normale, anche io ho difficoltà ad andare d'accordo con i colleghi miei, non sempre ci ritroviamo sulla stessa linea d'onda, è normale, io sono una stacanovista, c'è gente che non ha mai preso la parola in aula, c'è gente che ha una mentalità da prima Repubblica. Di recente nelle variazioni di bilancio abbiamo avuto una discussione perché io ero per dare 23 milioni di euro alle imprese, alle ZES per fare posti di lavoro veri e c'erano altri che ritenevano giusto spenderli invece per i cantieri scuola che danno una elemosina ai disoccupati che neanche l'accettano perché preferiscono ottenersi il reddito di cittadinanza. È chiaro che non sempre tutti abbiamo la stessa visione. Io spero di avere contribuito, e mi auguro di poterlo fare ancora, a dare risposte vere, concrete a questo territorio attraverso il mio umile lavoro. Le elezioni regionali per il Presidente della Regione e l'Assemblea regionale siciliana per la 18ª legislatura si svolgeranno il prossimo 25 settembre in concomitanza con le consultazioni nazionali come deciso dal Presidente Nello Musumeci con le dimissioni appositamente rassegnate. Lo ha stabilito la Giunta regionale approvando stamane su proposta dello stesso Musumeci la delibera di convocazione dei comizi elettorali. Il decreto di indizione dei comizi e quello di ripartizione dei seggi nei vari collegi saranno emanati dalla Segreteria Generale della Presidenza della Regione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione entro giovedì prossimo 11 agosto. Le urne saranno aperte nell'unica giornata di domenica dalle 7 alle 23. La ripartizione dei 70 seggi dell'Assemblea nell'ambito dei collegi elettorali elaborata sulla base della popolazione residente nell'isola, secondo l'ultimo censimento disponibile. Nel dettaglio i 62 seggi sono così distribuiti nei collegi provinciali, 6 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 13 a Catania, 2 a Enna, 8 a Messina, 16 a Palermo, 4 a Ragusa, 5 a Siracusa, 5 a Trapani. Degli 8 seggi residui, 7 andranno alla lista regionale del candidato presidente vincente, il cosiddetto listino, e 1 al candidato presidente secondo classificato. Approfondimento politico in vista delle elezioni nazionali e regionali. Il nostro direttore Arturo Cantella ha realizzato uno spazio dedicato a questi temi. Ospite l'onorevole Calogero Mannino. Lo speciale oggi alle 21 e domani alle 16. Musumeci a Borgo Bonsignore, a Ribera il più vasto recupero di architettura rurale in Sicilia. Vediamo. Abbiamo il dovere di recuperare l'edilizia pubblica, questo è un immobile della Regione, guai se pensassimo di abbandonarlo al suo destino. E poi rappresenta una delle più importanti architetture rurali del Novecento e fra gli obiettivi del governo c'è appunto quello di recuperare i borghi rurali degli anni 30. Ne stiamo recuperando 3. Qui può davvero crearsi una straordinaria occasione di incontri culturali, di iniziative legate all'agricoltura e al turismo. Dipende dalla buona volontà dei privati e dalla collaborazione che sappiamo essere piena e convinta dell'amministrazione comunale di Ribera.
Montallegro è in ansia per un bambino di 5 anni ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca dopo essere stato investito da un pullman di linea il giorno del suo compleanno. La prognosi sulla vita è riservata. L'incidente stradale si è verificato nella tarda serata di venerdì in Viale della Vittoria nel centro di Montallegro. Il piccolo, dopo l'impatto, è stato caricato su un mezzo privato e portato al pronto soccorso del nosocomio Saccense. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Agrigento e i loro colleghi della stazione di Montallegro e hanno effettuato i rilievi e ricostruito cosa è accaduto. Un 35enne catanese è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I militari sono intervenuti in una zona residenziale di Pedara dopo una segnalazione avvenuta al 112 di una violenta lite tra coniugi. Raggiunta l'abitazione nel cortile di casa si sono trovati di fronte la donna, una 37enne in evidente stato di agitazione, dolorante, con vistose tracce di sangue sul viso. Ai militari ha riferito che il marito aveva chiuso il cancello di casa per impedirle di scappare e che al loro arrivo si era rifugiato in mansarda. Dopo aver scavalcato la recinzione, i carabinieri l'hanno raggiunta e condotta in ospedale, dove i medici le hanno riscontrato contusioni e ferite in varie parti del corpo, giudicate guaribili in 30 giorni. La donna incinta ha raccontato ai militari che non si trattava del primo episodio di violenza e aggressione fisica ad opera del convivente, ma solo dell'ultimo in ordine temporale di una serie di episodi di maltrattamenti da lei subiti, che tuttavia non aveva mai denunciato. Il 35enne è stato rintracciato al piano superiore dell'abitazione. La lite tra i due conviventi, scaturita per futili motivi, si è trascinata per tutta la casa, in particolare nell'open space e in camera da letto, che i militari hanno trovato completamente a soqquadro. L'uomo è stato condotto in carcere in attesa dell'udienza di convalida. 21esima Sagra del Melone Giallo a Ioppolo Giancazio, successo per l'edizione 2022, un paese gremito di gente, aria di festa, allegria, musica e tanto divertimento scandito da degustazioni. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si è conclusa con un ottimo riscontro di pubblico la 21esima Sagra del Melone Giallo che si è svolta a Ioppolo in fine settimana e che l'amministrazione comunale, diretta dal primo cittadino Giuseppe Portella, ha fortemente voluto per ripartire sotto un cielo di aquilone. Questo è lo slogan scelto per l'evento e la ripartenza c'è stata, come hanno dimostrato le migliaia di persone che hanno voluto essere presenti per assaggiare le prelibatezze che i vari chef cucinavano all'interno dei vari cortili sparsi per il comune e con tante specialità che si preparavano al momento e mangiate calde, il pane cunzato, le polpette, la minestra, i cavatelli, le arancine, il melone giallo, i cannoli a base di crema di ricotta e melone. Tutto sotto la guida esperta dello chef Rosario Matina, con la collaborazione di tanti volontari, amministratori locali compresi, con la musica della band Style. Finalmente quest'anno si riparte, dopo 2 anni di stare fermi, si riparte con la 21esima Sagra del Melone Giallo. Quest'anno abbiamo scelto proprio questo per cercare di fare ammirare tutti i vari cortili e interessare tutto il paese, di fare diversi stand nei vari cortili del paese, con l'apporto, devo dire che quest'anno è stato particolare, di tutta la cittadinanza che hanno collaborato al fine che riuscisse questa bellissima sagra. Una sagra che rientra in un contesto di estate ioppolese abbastanza ampio, abbastanza interessante, con tante iniziative culinarie, musicali, culturali e gastronomiche. Eh sì, siamo partiti il 15 di luglio e fino al 14 di agosto ci saranno tutta una serie di serate che non sarà solo la serata musicale o la sagra, ma ci sono state delle iniziative tipo il 2 di agosto per quanto riguarda il rosso si imposta e non si versa. Abbiamo fatto una presentazione del libro dell'onorevole Agostino Spataro, La nostra madrelingua,
cerchiamo un po' di associare tutte le varie iniziative e esserci la parte culinaria insieme con la parte di cultura e di divertimento. Ricordiamo che la parte culinaria è stata gestita e curata meticolosamente dallo chef Mattina. Eh sì, sempre Rosario ormai è lo chef di nostra fiducia che ogni anno ci cura tutta la parte culinaria. Quest'anno oltretutto si è sbizzarrito, devo dire che ci sono tantissime cose da assaggiare, veramente belle, buone, fatte sempre con la nostra specialità che è quella del melone giallo. Il consuntivo è sicuramente positivissimo, Joppolo è invasa dai turisti e dalle persone, insomma i nostri cortili sono strapieni, le file erano chilometriche e allora che dire, tutti ci fanno i complimenti, sono contento che questa piccola parte dei centri storici spalancano le porte ai turisti agrigentini e non. Su quanto riguarda il piano, la proposta gastronomica è sicuramente attaccatissima al territorio, i prodotti sani, genuini, quelli di una volta, dunque una sagra ancora una volta chiude in positivo, diciamo, il suo esito, d'altronde i numeri sono schiaccianti e ai numeri non si comanda. Una collaborazione durata tanti anni che ha dato i suoi frutti. Ci siamo dati 5 anni di tempo, 2 anni purtroppo ce l'ha levato il Covid, una sagra in crescendo anno dopo anno e sono convinto che se il Covid non ci levava i 2 anni noi ci attestavamo in una sagra a livello regionale. Le voglio dire che comunque in provincia di Agrigento non ci sono sagre così popolose, così organizzate bene, sia nella proposta gastronomica ma anche nell'organizzazione dell'evento. Dunque Joppolo in provincia di Agrigento si attesta sicuramente come prima sagra in assoluto. Benvenuti a Joppolo, abbiamo ricominciato la nostra estate sotto un cielo di aquiloni e immancabilmente l'appuntamento alla nostra sagra del melone giallo non poteva mancare il nostro cannolo, il dolce per eccellenza siciliano, ecco, e sono qua al nostro stand, al mio amato stand. Ecco, la specialità di questo cannolo, la particolarità, come diceva il sindaco, qual è? È la ricotta fatta al melone giallo, è una specialità del nostro chef di Rosario Mattina che ha curato la sagra a base del nostro melone giallo, il prodotto tipico di Joppolo, nel nostro paese. Come questo cannolo anche gli altri cibi, le polpette di tritato, le arancine, il pane con la mozzarella e pistacchio e il caramellato del melone giallo e infine il principe della nostra sagra, il cannolo con la ricotta al melone giallo. Degusteremo risotto con il melone giallo, il sorbetto al limone, frutta fresca, cioè a base di melone, ovviamente, tutto a base di melone. Era diventato l'incubo di bangladesi e marocchini. Fra Corso Umberto e Rettifilo Garibaldi a Licata quasi ogni sera, armato di un coltellaccio del collo di una bottiglia mandata in frantumi, minacciava, percuoteva e si faceva consegnare tutti i soldi che avevano i migranti che incontrava lungo la strada. Fortissimo l'allarme sociale che di fatto a Licata ha iniziato a serpeggiare proprio dagli extracomunitari. I carabinieri della compagnia di Licata hanno iniziato a raccogliere testimonianze, a visionare ed acquisire filmati di videosorveglianza. Il ladro è stato identificato e arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. A finire in cella è stato così un marocchino 18enne. Il giovane è stato accusato di rapina aggravata, estorsione e lesioni personali. Numerose le rapine messe a segno, almeno una decina.
Furto all'interno di una abitazione nel centro storico di Alessandria della Rocca in via Margherita. Ignoti ladri sono riusciti a entrare nell'appartamento di una pensionata settantenne di Raffadali, ma residente ad Alessandria della Rocca, e a portare via ben 7.000 euro in contanti. I soldi erano custoditi all'interno del comodino della camera da letto della donna. I malviventi, dopo aver rovistato ovunque, hanno trovato il denaro portandolo via. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione. E ladri in azione anche all'interno del bar-ristorante tabaccheria Bellupo di San Leone ad Agrigento. Ignoti, almeno 2 le persone, sono riusciti ad intrufolarsi nell'attività commerciale durante le ore notturne, quando il locale era chiuso, forzando un infisso. Dopo aver rovistato ovunque, hanno trovato 2 cassette di sicurezza al cui interno vi erano custoditi 2.000 euro in contanti. A fare la scoperta è stato il titolare, un 54enne agrigentino, che si è rivolto immediatamente alle forze dell'ordine. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Villaggio Mosè. Importante potrebbe essere il supporto dato dalle telecamere della zona. Festa delle eccellenze italiane in Europa, oggi giornata conclusiva con l'omaggio ai caduti nella tragedia della miniera di carbone in Belgio avvenuta l'8 agosto 1956, in cui 262 persone, di cui 136 migranti italiani, hanno perso la vita a causa di un incendio che ha riempito di fumo il condotto dell'aria in miniera. Stasera l'evento poi si sposta al Quid Vicolo Luna con un viaggio nella storia delle nostre tradizioni. Arturo Cantella. Nell'ambito delle manifestazioni organizzate dalla Fondazione Italiani in Europa, diretta dal professor Giuseppe Arnone, stamani si è svolto presso il cimitero di Piano Traversa a Favara la deposizione di una corona di fiori al monumento dei caduti per il lavoro delle miniere. Si sono commemorati infatti i caduti della tragedia della miniera di Marcinelle in Belgio, avvenuta l'8 agosto del 1956. Presente all'incontro tante autorità locali e anche una delegazione di zolfatai di Favara, che non hanno voluto mancare all'importante appuntamento in memoria di quanti hanno perso la vita, tra questi tanti siciliani e conterranei di Favara. La quarta festa delle eccellenze italiane in Europa si concluderà stasera 8 agosto presso il locale di Favara il Quid, con musica e proposta enogastronomica e un intermezzo musicale di Denise Lombardo. In contemporanea alla cerimonia che si svolge a Marcinelle in Belgio, luogo che è diventato un museo, ma luogo di morte, pensiamo a quelli che si sono immolati per il bene della patria, i 53 minatori di Favara e gli zolfatai che hanno perso la vita negli anni. Questo simbolo oggi speriamo possa essere veramente di ricordo anche in memoria di queste vittime, anche per le loro famiglie, e per far ricordare a tutti i giovani e far conoscere ai giovani che non lo sanno che questo monumento rappresenta la dignità del lavoro di questi favaresi che hanno portato il loro sacrificio e il loro lavoro fuori, si sono spesi e purtroppo hanno perso la vita. Io spero che gli stessi minatori del Belgio, quelli di Favara, abbiano lo stesso trattamento, prendere la nostra miniera e farla diventare come un luogo per far conoscere la storia siciliana nel mondo. Volevo dire che qui c'è il nonno di mia moglie, Francesco Pecoraro. E c'è anche il nonno di Peppe Di Stefano, Pietro Di Stefano. Che Miriam mi ha detto belle parole che non dobbiamo dimenticare. Tutti questi vittime del nostro bello paese. Una commemorazione importante, non solo nel rispetto delle vittime che ci sono state a Marcinelle, ma la cosa vera è che tutti i siciliani nel mondo sono stati sempre gente di tutti i popoli e nella propria identità del siciliano è qualcosa di importante, quello di essere ovunque nel mondo. Quindi tanti lavoratori, tanti sacrifici per rendere grande questo nostro continente che è la Sicilia. Grazie a tutti. Montevago festeggia San Domenico ed è il via alle manifestazioni estive. Vediamo.
Entra nel vivo l'estate a Montevago, si festeggia San Domenico, patrono della comunità montevaghese, il primo evento organizzato dall'amministrazione comunale dal primo cittadino onorevole La Rocca Ruvolo. Ma questa sera devo dire con i festeggiamenti per San Domenico si apre un po' l'estate montevaghese, cominciamo con una serata nella vecchia piazza Matrice ed è una cosa suggestiva, c'è un calendario abbastanza diciamo folto di eventi e devo dire che lo scopo dell'amministrazione mia è quello di rivalutare sempre più la vecchia Montevago, il borgo antico come lo abbiamo chiamato, ricordo quella del 10 agosto, Calici sotto le stelle, proprio per cercare di valorizzare sempre più questo posto che di suo già è molto suggestivo e ricorda e ci riporta indietro nei momenti più belli che Montevago ha vissuto prima del terremoto. A questo si aggiunge un calendario che è dato dai venti nella Montevago attuale e quindi invito tutti a partecipare a questi momenti perché sono momenti non solo di aggregazione per la comunità ma sono anche momenti belli per godere dei posti magnifici che Montevago ha. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. A Realmonte, sulla spiaggia di Giallonardo, nello stabilimento balneare Baia delle Sirene, si è svolta la manifestazione Rianimare, 3 mosse per salvare una vita, sull'uso precoce del defibrillatore per salvare appunto vite umane. Arturo Cantella. Promuovere la cultura della defibrillazione precoce e far comprendere a tutti la semplicità e l'importanza dell'uso precoce del defibrillatore per salvare le vite umane. Questo è stato l'obiettivo dell'iniziativa Rianimare, 3 mosse per salvare la vita, che si è svolta ieri presso lo stabilimento balneare di Giallonardo e Realmonte. Un corso di 2 ore con prove tecniche, pratiche e dimostrative per sensibilizzare i presenti e promuovere la cultura della defibrillazione precoce e far comprendere a tutti come sia semplice e importante l'uso del defibrillatore per salvare la vita. Il ringraziamento arriva proprio dal primo cittadino di Realmonte, Sabrino Lattuca, che afferma come sia stato proficuo il corso di stamani rivolto alla cittadinanza, e ringrazio l'Associazione Amici di Giallonardo e i tecnici che hanno tenuto la lezione. È stato utilissimo informare e formare la comunità con semplici ma utilissime dimostrazioni che possono salvare la vita. Questo quanto affermato dal primo cittadino di Realmonte. Anche oggi siamo qui nel ricordo di Giovanni Corovecchio e del nostro caro amico Salvatore Formica che ci ha lasciato l'anno scorso. Oggi abbiamo voluto dare una dimostrazione di un primo pronto soccorso, delle manovre che si devono attuare in un primo momento che una persona ha bisogno di aiuto, e quindi per quanto riguarda un'istruzione alle vie respiratorie e dell'uso del defibrillatore che è stato donato all'associazione l'anno scorso, un defibrillatore che può salvare la vita in sole 3 mosse. Un ringraziamento particolare va all'Associazione Amici di Giallonardo, al Lido Baia delle Sirene e al sindaco di Realmonte. Proficuo il corso di stamattina, tecniche di sostruzione e modalità di utilizzo del defibrillatore. Noi dobbiamo ringraziare come Comune di Realmonte la dottoressa Cinzia Savarino, che anche per quest'anno ha organizzato un corso che sarà utile alla collettività e in memoria del marito deceduto a causa appunto di un infarto. Quindi quando un dramma familiare diventa motivo di aiuto e quindi di solidarietà e quindi di atti concreti finalizzati a salvare delle vite. Io come sindaco di Realmonte non posso che ringraziare l'Associazione Giallonardo per questo, in primis la dottoressa Cinzia Savarino, i tecnici dell'associazione che stamattina hanno tenuto il corso e gli utenti che qui con me hanno seguito con attenzione tutto quello che è stato indicato, questo per salvare.
Assessore, anche quest'anno viene realizzata l'isola ecologica a Fondachello. Sì, anche quest'anno siamo riusciti ad organizzare l'isola ecologica qua a Fondachello con l'augurio e l'auspicio che non venga buttato un po' di tutto, ma solo ed esclusivamente quello come è descritto nel cartellone che abbiamo qua davanti. Chiaramente il nostro intento, grazie anche ai nostri uffici, è quello di mantenere Fondachello un po' più pulita, più vivibile, più civile, e l'impegno sarà sempre costante, quello di tentare di punire chi non riesce a fare la differenziata per bene. Continuano i controlli per ir su tutto il territorio? Sì, continuano i controlli su tutto il territorio. Stamattina, grazie agli operatori ecologici della Tecra e al nostro vigile urbano, l'ispettore Gelsomino, siamo andati in un residence e abbiamo applicato una multa perché non facevano la differenziata nella maniera giusta. Questo non lo possiamo permettere, non è concepibile al giorno d'oggi e noi dobbiamo lottare per mantenere il nostro territorio quantomeno più decente possibile. Nelle spiagge, Presidente, sono stati messi i cestini differenziati? Sì, nelle spiagge sono stati messi i cestini, credo che stiano rispondendo bene perché quantomeno non venga portata sulla strada tutti quei rifiuti, quell'immondizia. Poi stiamo cercando di sensibilizzare tutte le persone che accedono alla nostra bellissima spiaggia e appunto, come dice il nostro manifesto, di portare via i rifiuti e lasciare i ciotoli, lasciare la natura così per com'è. L'intento è quello di far capire che bisogna rispettare la natura, lasciarla pulita così come la si trova, ma se la si trova sporca cercare di collaborare con le istituzioni e rendere l'ambiente più pulito. Sindaco, anche quest'anno l'isola ecologica qui a Fondachello? Anche quest'anno, perché abbiamo visto che lo scorso anno abbiamo avuto degli ottimi risultati evitando molti abbandoni nella zona di Fondachello. Nonostante tutto non si riesce a dare quell'impulso corretto perché ci sono molte persone che non rispettano le regole. Abbiamo messo sulla spiaggia in diversi luoghi i secchi per poter differenziare e non vengono rispettati. Addirittura abbiamo qualche filmato di persone che abitano negli appartamenti nella zona alta e vanno a scaricare nella spiaggia direttamente. Nonostante tutto abbiamo realizzato anche quest'anno questa piccola isola ecologica già attiva da circa un mese e sarà di supporto e di servizio a tutto ciò. Questo significa che dobbiamo ancora di più migliorare, ma se non c'è la partecipazione da parte delle persone tutto questo lavoro non ha nessun senso. I controlli continuano? Sì, siamo con i vigili che abbiamo fatto dei controlli in loco, abbiamo visto che c'erano delle difformità nel conferimento, abbiamo trovato in qualche caso nel tempo anche degli elementi che ci possono aiutare a rintracciare chi ha mal fatto la differenziata e pertanto magari in una prima istanza potremmo informarli e successivamente eventualmente fargli anche delle multe. Calcio, l'Acragas in questa fase sta accendendo i motori in vista del prossimo campionato di eccellenza. L'obiettivo è quello di completare con successo la Serie D. Vediamo. Inizia oggi la seconda settimana di ritiro precampionato in casa Acragas. Mercoledì la squadra biancazzurra sarà impegnata in un allenamento congiunto con il Canicattì allo stadio Esseneto di Agrigento con inizio alle ore 18. La società nel frattempo è impegnata sul mercato per continuare a rafforzare la squadra. Il direttore sportivo Ernesto Russello lavora quotidianamente per portare ad Agrigento i profili giusti per una stagione da protagonisti. Soddisfatto anche il tecnico Nicolò Terranova che dichiara: il solo lavorare in una società blasonata e prestigiosa come l'Acragas non può fare altro che portare solo sensazioni positive in me, nel mio staff e in tutti i calciatori al momento della mia disposizione. Sappiamo di far parte di una società formata da uomini, di persone per bene che mantengono fede agli impegni presi e che si adoperano costantemente e continuamente e fattivamente per il bene dell'Acragas e per portarla ai fasti che ha conosciuto e che la piazza merita. Attualmente l'organico è incompleto, ma niente drammi, in quanto posso contare sul prezioso e competente operato del direttore sportivo
sportivo Ernesto Russello, che con grande pazienza, in un momento difficile di mercato complicato, ha contattato e contatta quotidianamente profili di calciatori di categoria superiori funzionali al progetto dell'Agragas e ben disposti ad indossare una maglia gloriosa che comporta oneri ed onori. Il direttore sta lavorando alacremente per allestire una rosa altamente competitiva, per realizzare l'obiettivo che la società con il presidente Deni in testa si è prefissata, e sono certo che mi metterà a disposizione calciatori dotati tecnicamente e moralmente, in grado anche di fare la differenza in campo. Già in settimana è previsto l'arrivo di alcuni calciatori, ma se ciò non dovesse verificarsi nessun problema. Il mercato richiede pazienza e bisogna anche sapere attendere. I colpi sono in canna, intanto la preparazione atletica continuerà come da programmazione con gli attuali calciatori che si stanno allenando con grande impegno, spirito di sacrificio, che mi hanno ben impressionato in questi giorni. Conclude, ripeto, stiamo lavorando in piena serenità e tranquillità, la società è sempre presente, non ci farà mancare nulla e tutti siamo orgogliosi di far parte dell'Agragas e faremo di tutto per raggiungere l'obiettivo. Questo in conclusione quanto affermato dal mister Nicolò Terranova. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.